la Lega dall'out-out, il presidente della Regione Veneto Zaia: se cade il governo non è colpa nostra, noi siamo quelli per il fare e non per il no a tutto, voci sempre più insistenti di elezioni anticipate. Se si dovesse andare al voto, il fondo indennizzo per i risparmiatori è comunque salvo, dice Miatello, presidente dell'associazione Zelino Terzo da Onara. Incidente mortale questa mattina a Rosà nel Vicentino, a perdere la vita una ciclista amatoriale 54enne di Cassola. La donna è stata travolta da un'auto guidata da un cittadino albanese. Una scossa di terremoto 3.4 della scala Richter con epicentro a Ballarsa è stata avvertita chiaramente anche in provincia di Verona e Vicenza. Tanta paura, fortunatamente nessun danno. Già arrestato per sequestro e maltrattamenti alla convivente, è finito ora in carcere un 50enne di Macerata che ha continuato a cercare l'ex compagna malgrado i divieti e a minacciarla. Episodi di violenza e razzismo in uno stabilimento balneare di Sottomarina, il questore lo chiude per 15 giorni scegliendo la linea dura per chi non garantisce sicurezza nei luoghi di lavoro. Schiucazze, 2 bombe d'acqua hanno fatto scendere dal versante fango e detriti fra le case. Stiamo cercando di fare il possibile nel minor tempo, ci ha detto l'assessore regionale Giampaolo Bottacin. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antena 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito ora dai titoli. In primo piano la crisi di governo, si avvicina il tempo di elezioni, la Lega dall'out-out, Salvini da Conte a Palazzo Chigi, no ai rimpasti, l'unica alternativa è il voto anticipato, Fico e Casellati convocati da Mattarella. Intanto il presidente della regione Veneto Luca Zaia: se cade il governo, dice, non è colpa nostra, non siamo quelli per il fare e non per il no a tutto. Sentiamo. Governo giallo-verde sempre più in bilico. Quello che fino a ieri era un insistente scricchiolio fatto di botte e risposta al vetriolo che poi si ricomponeva, si sta trasformando in una crepa insanabile. Il contratto di governo, che doveva essere il collante di una maggioranza atipica, si sta sfaldando sotto i colpi dei no incrociati dei 5 Stelle della Lega a questo o a quel provvedimento. Si aprirebbe così la crisi di Ferragosto, con il premier Conte che sale al collo e il presidente della Repubblica Mattarella a dover prendere la ormai irrimediabile decisione di andare alle urne o meno. Per il governatore Zaia la coscienza della Lega è tranquilla. Se salta il governo vuol dire che si fermano un sacco di cose e di certo la colpa non è nostra, visto e considerato che noi non siamo quelli del no ma siamo quelli del sì, siamo per fare la roba, siamo per fare la TAV, siamo per fare l'autonomia, per fare la pedemontana, per risolvere il problema dei FAS e molto altro ancora, a differenza di qualcun altro che ha sempre detto no. A rischiare di venir stritolata nella lotta senza esclusione di colpi è proprio l'autonomia chiesta dai veneti con un referendum plebiscitario. Io so solo che ho una cartellina con scritto autonomia e fino ad ora non ho visto risultati. Se dovessi ragionare in base a quei risultati dico che c'è da arrabbiarsi, visto e considerato che sono già passati 660 giorni dal referendum e ci sono tutti i presupposti per fare l'autonomia. Se si dovesse andare al voto, il fondo indennizzo per i risparmiatori è comunque salvo, ma per poter riscuotere ci sono ancora alcuni passaggi da fare. Sentiamo. Fondo indennizzo per i risparmiatori. La firma da parte del ministro Tria del terzo decreto attuativo ha fatto tirare un sospiro di sollievo alle associazioni e ai tanti risparmiatori che ormai da anni si battono per far valere i propri diritti e che in queste ore sono informati direttamente via SMS o mail. Una firma pesante, ma prima di poter riscuotere ci sono ancora alcuni passi importanti che devono essere fatti. Abbiamo sollecitato subito il ministro Tria in quanto attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che è l'atto definitivo della partenza del fondo, oltre le procedure della commissione tecnica per accedere al fondo. Di questi tempi politicamente incerti, con un governo sull'orlo delle urne, non mancano i timori che giunti alla meta il fondo possa sfumare. E no, il fondo non è più a rischio perché la procedura al MEF è stata ultimata, quindi se dovesse andare in crisi o dovesse saltare il governo, l'iter delle procedure andrà avanti per la sua strada. In attesa degli ultimi adempimenti tecnici, ai risparmiatori si raccomanda di avere i documenti bancari che certifichino l'acquisto dei titoli. Chi li avesse smarriti deve chiederli a Banca Intesa in quanto banca cessionaria.
Il rischio dunque sembra evitato in memoria anche di quelle tante, troppe vittime del crack delle banche popolari. Il Veneto negli ultimi 5 anni risulta la regione con più imprenditori che si sono tolti la vita, con una percentuale che supera il 30%. 59 i soci delle ex popolari che si sono tolti la vita, 600 le persone assistite del servizio regionale di assistenza psicologica, inoltre telefonando all'800 33 43 43. Sono i numeri di quello che è stato il dramma di un territorio. A chi oggi permane in difficoltà, il fondo da miraggio si trasforma finalmente in realtà. Ed ora parliamo dei furbetti delle case ATER, sentiamo la situazione in provincia di Venezia. Io mi sento di rassicurare assolutamente tutti coloro i quali hanno i requisiti per restare all'interno delle case popolari. Di fronte alla disperazione manifestata da veneziani e mestrini che temono di trovarsi in mezzo a una strada con la riforma regionale delle case popolari, interviene il presidente dell'ATER di Venezia, Raffaele Speranzon. Il provvedimento subirà dei correttivi, ha spiegato, per non colpire chi sfora l'ISEE, ma ha tutto il diritto a rimanere dov'è. Faccio riferimento ad esempio a quegli anziani che hanno la pensione di reversibilità del marito che è morto qualche anno fa, oppure che semplicemente hanno fatto una vita votata al risparmio e che hanno accumulato nel corso di decenni qualche decina di migliaia di euro nella speranza di non dover gravare sullo Stato o sui familiari più prossimi nel caso di necessità per la casa di riposo piuttosto che per una badante, per l'ospedale, per le medicine, per il funerale o per lasciare 2-3 mila euro a testa ai 3-4 nipotini che hanno. Ecco, quindi non sono questi i furbi che noi vogliamo cacciare dalle case popolari. La riforma colpirà viceversa chi occupa le case senza averne i requisiti. Coloro i quali hanno centinaia di migliaia di euro in conto corrente, allora in quel caso è del tutto evidente che queste persone hanno la possibilità di andare nel mercato privato e quindi di affittarsi una casa oppure di acquistarsene una pagando un mutuo, come fanno tantissimi loro concittadini. Speranzon risponde anche a chi denuncia 1500 alloggi vuoti dell'ATER in Comune di Venezia. Un buon numero degli appartamenti sfitti nel Comune di Venezia ci sono anche perché in questi anni non sono stati fatti bandi da parte del Comune, bandi ERP, per cui noi abbiamo tanti appartamenti che sono pronti ma non consegnarli fin tanto che non abbiamo una graduatoria valida che ci può consegnare solo il Comune di Venezia. Una scossa di terremoto di 3.4 della scala Richter con epicentro a Vallarsa è stata avvertita chiaramente anche in provincia di Verona e di Vicenza. La scossa di terremoto avvenuta a sud del Trentino a Vallarsa è stata avvertita giovedì mattina alle 7:36 con una certa chiarezza nei comuni a nord di Verona e di Vicenza, a cominciare dall'altopiano di Asiago. Non ci sono stati danni evidenti, ma la scossa di 3.4 della scala Richter a 12 km di profondità è stata sentita particolarmente nei piani alti. Lo storico delle scosse di terremoto registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dall'85 mostra chiaramente che in quella zona, al confine tra Veneto e Trentino, il fenomeno non è certo una rarità. Vallarsa nella carta di rischio sismico a grado 3, ovvero medio, ma questa classificazione non esclude nei fatti scosse importanti, anche più forti di quella della mattinata, mitigata in questo caso dalla profondità. Le segnalazioni sono comunque arrivate dal Garda, Rovereto, Ala, Recoaro, ma anche da centri distanti dall'epicentro fino a 40 chilometri. Incidente mortale questa mattina a Rosà nel Vicentino, a perdere la vita una ciclista amatoriale di 54 anni di Cassola. La sua grandissima passione era la bicicletta, un amore, quello per il ciclismo, che l'ha portata a scalare montagne, forte e decisa sui pedali lungo strade tornanti fino a conquistare le vette più alte. Anche stamattina Onorina Chiurato, 54 anni di Cassola, è salita in sella alla sua amata bici da corsa per raggiungere il suo gruppo ciclistico a Sant'Anna. Insieme avrebbero proseguito verso Valdobbiadene, un giro d'allenamento di circa 100 km, finito invece tragicamente a Rosà. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri che stanno svolgendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, la 54enne stava procedendo con altri amici, anche loro ciclisti amatoriali, quando si è scontrata con una SUV Opel condotta da un cittadino albanese all'incrocio con via Cadolfin. I soccorsi sono stati immediati, sono stati i compagni a chiamare subito il 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza del SUEM. Ogni tentativo di rianimazione compiuto dai sanitari
È stato però vano, la 54enne non ce l'ha fatta, troppo gravi le ferite riportate. Sull'asfalto rimangono le tracce del tremendo impatto, i segni della morte che Onorina ha incontrato in questa mattina d'agosto. Gli amici guardano attoniti e addolorati, non ci sono parole. Era una donna gioiosa e solare, ci raccontano, amava molto la sua famiglia. Il marito Severino Bordignon, con il quale condivideva anche la passione per il ciclismo, e i 2 figli. A Rosà la strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora fino alla rimozione della salma. Una lite, un diverbio per futili motivi rischia di finire in tragedia. 43enne si presenta dai carabinieri grondante di sangue. Montecchio Maggiore, un diverbio per futili motivi e un 43enne si presenta all'ingresso della tenenza dei carabinieri grondante di sangue, al volto una profonda ferita. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, poco prima in via Madonetta il 43enne italiano aveva avuto un alterco con un immigrato. Per evitare il peggio si sarebbe allontanato, ma l'extracomunitario di tutt'altro avviso lo inseguiva e gli sferrava un violento colpo al volto con una bottiglia rotta, procurandogli uno squarcio sulla guancia destra e sul setto nasale. L'uomo, sebbene sotto shock, prima di ricorrere alle cure dei sanitari, riusciva a dare una precisa descrizione dell'aggressore, consentendo ai militari di individuare l'uomo, un nigeriano di 21 anni irregolare sul territorio nazionale, che veniva sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e associato al carcere di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed ora ci spostiamo nel Trevigiano. È ancora in stato di shock la donna scappata ad un tentativo di violenza sessuale al Parco dello Storga. Si cerca un uomo dell'età di 30 anni, calvo, con dei tatuaggi alle spalle. Il comandante della polizia locale Andrea Gallo ha aumentato la vigilanza lungo i sentieri con agenti in borghese. Il primo cittadino chiede attenzione a non camminare lungo tragitti isolati. Si cerca un uomo di circa 30 anni, pochi capelli, barba incolta e spalle tatuate. Per il momento questo è l'identikit della persona che ha tentato di violentare una donna nel Parco dello Storga. La signora che ha raccontato la brutta avventura ai nostri microfoni è ancora sotto shock. Ha ripercorso quei brutti momenti cercando di ricordare il volto del maniaco che le è corsa dietro mentre stava facendo una passeggiata nel polmone verde a pochi passi dalla città. Adesso è caccia all'uomo. Il primo cittadino ha chiesto alla polizia locale di aumentare le pattuglie con servizi a piedi degli agenti, ma lo cercano anche polizie e carabinieri, seppur dalle informazioni ottenute al momento resta il mistero su chi possa aver cercato di aggredire la donna. Per quanto riguarda invece i servizi che abbiamo subito organizzato, servizi in borghese, in modo tale da monitorare questo parco che pur essendo poco manutenzionato però è molto frequentato, per cui ho dato ordine al nucleo di polizia giudiziaria di effettuare dei servizi in borghese anche facendo uso di personale femminile, proprio perché se questo maniaco dovesse ritornare a fare questi episodi sicuramente da perseguire, con gli elementi femminili di questo comando potremmo essere molto più incisivi nelle indagini. Un episodio gravissimo, così lo ha definito il primo cittadino di Treviso, Mario Conte. L'appello in questo momento è quello di prestare attenzione, cercando di non camminare in luoghi isolati. Rimaniamo nel Trevigiano, già arrestato per sequestro e maltrattamenti alla convivente, è finito ora in carcere un 50enne di Macerata che ha continuato a minacciare l'ex compagna. Si sono aperte le porte del carcere per il 50enne di origini brasiliane di Macerata sul Piave, che agli inizi di luglio, ubriaco, aveva rinchiuso in casa la compagna e la figlia di 10 anni, andando poi a schiantarsi volontariamente contro un albero con la macchina della donna. In quell'occasione gli agenti della polizia stradale intervenuti avevano scoperto che al di là dell'incidente l'uomo aveva avuto dei comportamenti violenti nei confronti della compagna e per questo era stato arrestato e posto ai domiciliari nell'abitazione della madre. Nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento e di contatti telefonici, prescrizioni che lui avrebbe invece sistematicamente violato, arrivando a minacciare pesantemente l'ex convivente per averlo denunciato. Da lì la richiesta della polizia al GIP di aggravare la misura cautelare a suo carico e di rinchiuderlo in cella. Non è grave, ma è comunque ricoverato all'ospedale di Pordenone un imprenditore di Fossalta, rimasto ferito mentre eseguiva la pulizia di un depuratore.
Un imprenditore di 71 anni di Fossalta di Portogruaro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto poco dopo le 11 di questa mattina in un impianto di depurazione di Fontana Fredda, in provincia di Pordenone. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, titolare della ditta a cui era stato affidato l'appalto per la pulizia dell'impianto, è stato colpito alle gambe dal braccio meccanico dell'autocisterna che stava manovrando per la bonifica del sito. Soccorso dai colleghi, è stato trasportato in ambulanza in ospedale a Pordenone. Non è in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria. Episodi di violenza e razzismo in uno stabilimento balneare di Chioggia. La questura ne ha disposto quindi la chiusura per 15 giorni. Il questore di Venezia ha disposto la sospensione della licenza di esercizio dello stabilimento balneare Caio Blanco di Chioggia per 15 giorni. Il provvedimento è motivato con l'escalation di episodi razzisti e violenti che hanno avuto luogo nello stabilimento balneare. L'ultimo nella serata del 3 agosto, quando un 43enne è stato spintonato fuori dal locale e a seguito della sua reazione colpito violentemente dai buttafuori con calci. Ci sono novità sull'elettrodotto che da Camin di Padova arriva a Dolo. Pare siano state accolte da Terna le richieste dei comitati e dei sindaci che ne chiedevano da tempo l'interramento. L'elettrodotto Camin Dolo potrebbe venire interrato lungo il sedime dell'idrovia Padova-Venezia. È la proposta che Terna e la Regione hanno fatto al sindaco di Saonara, Stefan, e a quelli veneziani di Vigonovo, Camponogara, Stra, Miradolo e Fossò. L'operazione al momento sarebbe facilitata dal fatto che gli espropri sono stati eseguiti da molto tempo. Se per i sindaci veneziani questa soluzione pare quella migliore, a Saonara l'interramento dei cavi lungo l'idrovia avverrebbe comunque vicino a delle abitazioni. Perciò è probabile che nel primo tratto fra Camin e Vigonovo i cavi dell'elettrodotto vengano interrati sotto a campi coltivati, perché altrimenti non ci sarebbero le distanze minime di rispetto dalle case e solo sfiorerebbero il territorio di Saonara. I primi giorni di settembre saranno decisivi. Il 2 a Vigonovo, commissione comunale allargata a Saonara e ai comitati ambientalisti. Il 5 settembre sopralluogo dei tecnici di Terna per valutare le aree in cui interrare i cavi dell'alta tensione. Il presidente della municipalità del Lido e Pellestrina, Denny Carrella, dopo l'audizione del ministro Toninelli, parte all'attacco e chiede di poter essere ascoltato dal ministero prima che venga presa qualsiasi decisione. Realizzare un porto per le grandi navi a San Nicolò è un progetto fantasma che per noi non esiste e di cui non sappiamo nulla. Si può riassumere così la posizione del presidente della municipalità del Lido e Pellestrina, Denny Carrella. Il rappresentante del Partito Democratico, pur essendo da sempre un convinto sostenitore del passaggio delle grandi navi fuori dalla laguna di Venezia, non è rimasto convinto dell'audizione del ministro Danilo Toninelli. Il ministro ha fatto sia il nome di Santa Maria del Mare, che però sembra essere stata scartata, e anche il nome dell'isola del Lido e in particolare di San Nicolò. È evidente che è un progetto del quale attualmente non si sa ancora nulla, non c'è una progettazione seria e complessiva, soprattutto anche degli aspetti che riguardano le ricadute economiche, le ricadute ambientali, le ricadute anche antropologiche. Dunque, due ipotesi che avrebbero entrambe ricadute, sia per l'ipotesi San Nicolò, sia per quella di Santa Maria del Mare a Pellestrina, nel territorio della municipalità governato da Carrella. Su San Nicolò il presidente è categorico. Installare un porto di quel tipo in un'isola con già tutto ciò che è successo con il Mose, con la presenza di aree protette, va fatta quantomeno una valutazione seria e soprattutto partecipata. Il nostro territorio non può più tollerare, dopo ciò che è successo con il Mose, di avere dei progetti calati dall'alto senza che ci sia un'effettiva partecipazione dei cittadini. Così ecco subito partire una richiesta di incontro con il ministro Toninelli, il quale però non ha voluto incontrare su questo tema né il governatore Zaia né il sindaco Brugnaro. La municipalità, partendo dal basso, ci prova comunque. Siamo a disposizione per organizzare dei dibattiti pubblici, siamo a disposizione per parlare con Toninelli. Lo chiederemo anche in via ufficiale e speriamo che il ministro, che è sempre fatto della partecipazione dei cittadini una sua bandiera, ci possa ascoltare. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria.
Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei notiziari di Antenna 3. Siamo nel Bellunese, ancora guai per gli abitanti della frazione di Schiucaz dal Pago. 2 bombe d'acqua nel giro di pochi giorni hanno fatto scendere dal versante fango e detriti fra le case. Stiamo cercando di fare il possibile nel minor tempo, ci ha detto l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Sembra veramente che ci sia una dannazione nei confronti di quell'abitato. Comprendiamo il disagio dei cittadini, il sindaco è stato là, la protezione civile, c'è stato anche il nostro dirigente Nicola Dell'Acqua. Stiamo cercando di fare le cose il più velocemente possibile. A Schiucaz si sta lavorando senza soluzioni di continuità per far tornare il sereno tra gli abitanti della frazione del comune di Alpago. Giove e pluvio da un lato e la maledizione di quel versante su cui insisteva l'enorme movimento franoso disintegrato a colpi di dinamite lo scorso giugno pare abbiano creato un sortileggio. Se non fosse stato fatto l'intervento, quello di Veneto Strade, che abbiamo gestito prendendocela in carico immediatamente dopo il dissesto, oggi non staremo parlando di nulla, non ci sarebbero proprio più le case con le piogge che ci sono state. Anche l'altro ieri c'è stata una nuova mobilitazione per aiutare le famiglie e le attività produttive a spalare fango e detriti, una situazione di disagio che però potrebbe avere le ore contate. Adesso si tratta di fare la parte più, come dire, strutturale, che per certi versi è anche più delicata perché richiede una progettazione accurata. Stiamo facendo le corse, più di così francamente risulta difficile fare. 1273 sono i cantieri programmati su tutto il territorio devastato dopo Vaia. La sola provincia di Belluno prima del 29 ottobre 2018 contava 6.000 dissesti. La mole di lavoro è impressionante. Ci vorranno anni per riportare il territorio a come era prima e quindi nel frattempo è evidente che una situazione di meteo come quella dell'altra sera, queste bombe d'acqua sempre più frequenti, creano dei disagi. Acquabona è un esempio, lì ANAS è intervenuta e dove ha fatto l'intervento non c'è stato il problema, appena più a monte c'è stato il problema, stiamo facendo le corse. Oggi la commemorazione del disastro di Marcinelle in Belgio, presente da eurodeputato il vittoriese Gian Antonio Darè. Il padre aveva lavorato proprio in quella miniera. Ne ha sentito parlare da bambino, quel nome pronunciato tante volte dal papà. Ora, nelle vesti di parlamentare europeo, ha visitato Marcinelle per la prima volta. C'era anche lui, il vittoriese Gian Antonio Darè, alle 8:10 del mattino ad assistere alla commemorazione del disastro minerario di 63 anni fa e ad ascoltare i 262 rintocchi di campana, uno per ogni vittima. L'ordinazione ricordando mio padre che mi ha sempre parlato di Charleroi e di Marcinelle, tra l'altro su quella miniera ci aveva anche lavorato, se n'era dato tra il 50 e il 51, il dramma è successo nel 56, però fa parte di quella schiera di minatori che purtroppo lì c'è stato l'evento tragico, però voglio ricordare che chi ha lavorato per più di qualche anno nelle miniere del Belgio poi è morto di silicosi. Il papà Udinigi era emigrato da Cappella Maggiore, lavoro qui non ce n'era, ma bocche da sfamare sì, quelle dei fratelli, e così come molti altri veneti partì per il Belgio. Parlare della vita in miniera e dei pericoli della vita in miniera, il terrore di avere delle stazioni di giù, che era quella che preoccupava moltissimo i minatori. Si lavorava a 1000 metri sottoterra, le condizioni erano condizioni sicuramente difficilissime. A Marcinelle, 8 agosto del 1956, morirono anche 5 veneti: Guerrino Casanova di Montebelluna, Mario Piccin di Codognè, Giuseppe Polese di Cimadolmo, Giuseppe Corso di Montorio nel Veronese, Dino Della Vecchia di Sedico. Vorrei che tanti giovani arrivassero a Marcinelle per capire che l'Italia non è quella che vedono adesso sui telefoni, sui telefonini, ma è quell'Italia fatta nel mondo del lavoro e del sacrificio e del pericolo e anche della morte. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 ospiti in studio il sindaco di San Biagio di Callalta Alberto Cappelletto e Daniele Dallanese, sindaco di Zenson di Piave, per parlare del maltempo che ha colpito i comuni alcuni giorni fa. Ed è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al Meteo.
Si rinforza l'anticiclone che torna dunque ad espandersi sul nostro territorio a garanzia di una giornata di bel tempo. Vediamo il dettaglio di venerdì 9 agosto. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo infatti si manterrà sereno dappertutto. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Valori minimi in aumento tra 17 e 22 gradi, temperature massime comprese invece tra 29 e 33 gradi. Sarà asciutto e stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata sarà decisamente soleggiata come vediamo e anche in questo caso non sono previste piogge. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime in lieve aumento, oscillanti invece tra 29 e 31 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno al massimo velato sui settori alpini di confine. Temperature in ripresa, minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 33 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.